Dario Tortorelli, il tuo primo ricordo legato alla danza. Il mio primo ricordo risale a quando avevo 4 anni, quando il sabato sera c'era una trasmissione di varietà chiamata Fantastico e tutta la famiglia guardava questa trasmissione e io, quando c'era il momento del balletto, della sigla oppure del balletto durante lo spettacolo, mi alzavo e cominciavo a scatenarmi davanti al televisore perché quello era il momento che aspettavo tutta la settimana perché volevo ballare come i ballerini della televisione e del Parisi per esempio. Se tu potessi scegliere adesso, proprio adesso, con chi vorresti ballare? Mm. Ci sono varie persone con cui vorrei ballare, però magari scelgo magari una persona che non c'è più e che avrei voluto far ballare, conoscere meglio, però non ti dico chi è. La tua colonna sonora ideale? Mm, la mia colonna sonora ideale. Ne ho parecchie, credo che è legata alla mia vita o infanzia oppure personale, magari un disco di Mina, un videoclip di Lana Del Rey e Romeo Hart di Polpo. Se ti chiedessi che cos'è la danza, rispondi come vuoi, sia con le parole che con il movimento. Dove sei? Sono la danza.